Un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Mai parole più vere proferì la scrittrice Agatha Christie e chissà che si riferisse alle sfide stagionali tra Jarry e Città di Sant'Agata che quest'anno hanno davvero regalato colpi di scena ed emozioni al Fulmicotone. Dopo la qualificazione di Coppa Italia d'appannaggio dei gialloblu di Giuseppe Anastasi, un finale thrilling, quello del regionale, che manda in estasi i gialloblu tra le mura amiche. Ma andiamo a ciò che è stato il terzo atto di una sfida bellissima e vinta dai padroni di casa, sotto di 2 reti ma bravi e determinati nel ribaltare sotto il diluvio in 20 minuti dallo 0-2 al 3-2 finale. Sant'Agata che dal primo minuto conferma i suoi pezzi da 90 davanti a Mannino, il rientrante russo, Giardina e Yeboah a completare il pacchetto difensivo, Franchina e Conti ai lati di Concialdi e Calafiore, Genovesi e Iraci sugli esterni, Cicirello consueto terminale d'attacco. Padroni di casa che rispondono con Colonna tra i pali, Spampinato, Trovato e Pettinato nella linea 3 difensiva, Civiletti e Urso sugli esterni, Arena e Capitao in mezzo al campo, Abate supportato da Leotta e Gioffrida. Direttore della contesa il signor Buzzone della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Di Paola di Catania e Vasquez di Siracusa. Prima opportunità del match sugli sviluppi di una palla inattiva in favore dei padroni di casa. Al 7° minuto angolo dalla destra calciato da Leotta, sponda di Pettinato per la stoccata ravvicinata di Abate, murato da Mannino. Ospiti che si affacciano all'11° di gioco con il mancino volante di Genovese imbeccato da Giardina che si coordina come meglio non potrebbe senza tuttavia trovare i pali di Colonna. Al 14° falcata dirompente di Benedetto Iraci che riceve da Cicirello, conquista il fondo con la consueta e devastante forza fisica, pallone per il numero 9 che dagli 11 metri fallisce un calcio di rigore in movimento respinto dal muro difensivo gialloblu. Sant'Agata che al 16° sempre sul binario di destra attacca con più fluidità, cross di Franchina in cornata di Cicirello che si spegne d'un soffio alla sinistra di Colonna. Azione che si ripete al 25° con Concialdi che apre per Franchina, il cui rifornimento per Iraci non viene concretizzato dal pallone d'oro siciliano 2019 con una conclusione non irresistibile. Giallorossi pericolosi al 29° con il lancio in verticale di Giardina per Cicirello che sguscia in mezzo e davanti a Colonna opta per un lob che si rivela docile e leggibile per la retroguardia del Jarry che si salva con l'intervento di Trovato. Il Sant'Agata pigia sull'acceleratore e ottimizza nei 10 minuti finali della prima frazione di gioco. 2 le palle gol ravvicinate, al 35° Colonna è decisivo su Calafiore, al 36° il portiere gialloblu si supera anche sul tiro di Iraci. 2 interventi fondamentali che tuttavia non si rivelano sufficienti per evitare il gol del Sant'Agata che al 37° arriva con pieno merito. Calcio d'angolo battuto da Concialdi, colpo di testa di Calafiore dagli 0 metri che si stampa sul palo, tap-in vincente di Giorgio Cicirello che stavolta supera Colonna e porta in vantaggio il Città di Sant'Agata. L'11 di Pasquale Ferrara cresce nel finale e al 45° perviene anche al gol dello 0-2. Cross di Conti dalla sinistra, semi-rovesciata a volante di Cicirello che con un gesto balistico da applausi non lascia scampo all'incolpevole Colonna, siglando il gol del raddoppio che si rivela un break potenziale per i biancazzurri di Ferrara che vanno negli spogliatoi con un prezioso doppio vantaggio. Nella ripresa Giuseppe Anastasi cambia assetto tattico e uomini, nella mischia Aleo e Aidala in luogo di Civiletti e Spampinato, passando ad un più offensivo 4-4-2 assai vicino ad un 4-2-4 in fase di possesso palla. Già dopo appena un minuto il duetto tra Aleo e Abate lascia intuire che il Jarry abbia ben altro piglio. La conclusione del numero 9 viene però respinta con il piede da Mannino. Al 5° minuto dal cross di Urso, debole incornata di Abate che si spegne tra le braccia del portiere. All'11° angolo dalla destra di Urso, buona opportunità per Abate che calcia da alto da posizione favorevole. Al 27° cambia l'inerzia al match. Calcio di punizione battuto da Leotta, quasi un angolo corto dalla destra, respira la difesa ospite già in affanno solo per qualche attimo perché Pettinato fa una sponda che viene trasformata in oro da Simone Abate che di destro fulmina Mannino con una conclusione all'angolino. E il gol che dimezza lo svantaggio ma per il Jarry è l'inizio di una rimonta pazzesca. La pioggia scrosciante che si abbatte al regionale scandisce l'impetuosa e travolgente iniziativa dei gialloblu di Anastasi che al 43° concretizzano con Abate che anticipa Russo e firma il gol del 2-2, il gol che fa esplodere il regionale che si mirabilia dinanzi alla rimonta quasi impensabile a conclusione del primo tempo.
È un Giarre che, a detta anche del proprio mister, può e deve giocare di spada e non di fioretto, e allora la sciabolata che infilza il Sant'Agata arriva al 49esimo della ripresa con l'Arahiri di Mannino e con il gol di Abate che completa la propria tripletta mandando in visibilio i propri compagni di squadra e i tifosi gialloblu. Persino Giuseppe Anastasi si scatena ed risulta incontenibile assieme al proprio pubblico, completando una rimonta davvero difficile da pensare. Ultima palla gol di una partita senza fine e che lancia con molta probabilità nell'elite dei grandi di questo campionato il Giarre di Giuseppe Anastasi e che boccia, almeno parzialmente, il Sant'Agata che dopo i 2 indizi di Coppa Italia non riesce a superare l'esame Giarre.